L'Arlef, l'Agenzia regionale per la lingua friulana, chiede al Parlamento europeo che venga realizzata in Friuli l'Agenzia europea per le lingue. Il presidente Eros Cisilino ha presentato le attività della regione per la tutela del friulano a Strasburgo, chiedendo all'Unione europea l'istituzione di un'agenzia europea e il ripristino dei finanziamenti per le minoranze linguistiche. C'era anche l'Arlef, l'Agenzia regionale per la lingua friulana, all'ultima seduta plenaria dell'Intergruppo europeo Minoranze tradizionali, comunità nazionali e lingue del Parlamento europeo. E così per la prima volta il friulano, assieme ad altre minoranze linguistiche, ha potuto raccontare quanto fatto a livello locale per la tutela della propria minoranza linguistica e portare le proprie istanze in Europa. All'incontro di Strasburgo, promosso dall'europarlamentare friulana Elena Lizzi, ha partecipato in videoconferenza il presidente dell'Arlef, Eros Cisilino, che ha parlato di quanto fatto per la promozione della lingua friulana della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Inoltre ha tracciato un quadro generale e spiegato l'assoluta peculiarità del Friuli, che può vantare una secolare coesistenza ancora viva dei tre rami linguistici del vecchio continente: il latino, friulano-italiano, il germanico, tedesco e comunità germanofone e slavo, ovvero lo sloveno. Ma è stato soprattutto possibile per il presidente fare importanti richieste davanti ai parlamentari, rappresentanti delle diverse minoranze storiche dell'Unione Europea. Da tempo chiediamo l'istituzione di un'agenzia europea per le lingue minoritarie che sia in grado di comprendere le numerose esigenze della popolazione europea e che sia in grado di fornire risposte efficaci, avendo anche una rappresentanza primaria presso le più importanti sedi governative. Il Friuli si è da sempre candidato ad ospitare questa agenzia, essendo da sempre il cuore linguistico d'Europa. Questa richiesta non è un capriccio, ma un'esigenza reale che è diventata ormai indispensabile, come ha dimostrato a tutti noi il Minority Safe Pack, un'iniziativa che ha raccolto milioni di adesioni per chiedere maggiore riconoscimento e tutela delle lingue minoritarie. In secondo luogo chiediamo di ripristinare i fondi economici a sostegno delle minoranze che sono stati soppressi circa 20 anni fa. A margine della seduta, alla quale hanno partecipato anche Mauro Missana di Radio Onde Furlane e Rossano Cattivello del settimanale in lingua friulana La Voz dai Furlans, durante il previsto question time il Presidente ha anche potuto rispondere ad alcune domande sull'utilizzo della lingua friulana all'interno del sistema scolastico.